Il mondo imprenditoriale in lutto. È morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di Essilor Luxottica. Da Agordo aveva creato un impero da 27 miliardi, diventando il secondo uomo più ricco d'Italia. Dal premier Draghi al governatore Zaia, da Confindustria ai sindacati, l'omaggio alla figura di Del Vecchio. Fuori dagli stabilimenti la commozione dei dipendenti e il timore per un futuro senza la sua guida. Attimi di terrore questa mattina a Bibbione per due sparatori ai protagonisti, due albanesi e un italiano dopo una violenta lite dai contorni ancora misteriosi. Trentenne Gravi che ha sparato è in fuga, ricercato dai carabinieri. La svolta storica di Damiano Tomasi a Verona apre nuovi scenari per il centro-sinistra. Il segretario del PD Martella, un altro tassello dopo Padova. Ora guardiamo a Vicenza 2023, l'aria cambiata, l'obiettivo più importante sulle regionali 2025. Il centrodestra unito sorride solo a Feltre, ma la debacle di Verona apre il processo interno alla coalizione Tosi. Il veto di Zaia all'apparentamento con Sbuarina, un suicidio perfetto. Paura oggi al Parco Ragazzi del 99 di Bassano del Grappa, dove è crollata la copertura del parco del concerto di Elisa. Ferite 2 persone. Dall'afa soffocante al pericolo nubifragi, allerta meteo della protezione civile dal pomeriggio di domani per forti temporali, grandine e raffiche di vento in tutto il Veneto. Premiato stamani in comune a Treviso il 28enne che ha salvato la bimba caduta dal balcone afferrandola al volo. Chiunque avrebbe fatto come me, l'importante è che lei stia bene. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, la morte di Leonardo Del Vecchio in primo piano questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il fondatore di Luxottica aveva 87 anni, per noi era un papà, dicono i dipendenti fuori dai cancelli ad Agordo, dove tutto ebbe inizio a fine anni 50. Lavorare, lavorare, lavorare. È stato questo il motto di una vita per Leonardo Del Vecchio, fondatore di quella Luxottica diventata leader mondiale degli occhiali, simbolo indiscusso del Made in Italy, motore di un'intera valle, l'Agordino, e di tutto il bellunese. Se n'è andato 87 anni Del Vecchio, che si trovava ricoverato al San Raffaele a Milano. L'ultima grande impresa, la fusione della sua creatura con la francese Essilor, aveva portato alla creazione del più grande polo dedicato alla vista, l'obiettivo di un'esistenza, 80.000 dipendenti, 9.000 negozi, un impero. Azionista tra l'altro di Mediobanca e Generali, la sua ricchezza attraverso l'holding di famiglia Delfin quest'anno è stata valutata dalla rivista Forbes in circa 25 miliardi di euro. Eppure tutto è iniziato nella Milano di fine anni 30, dove ultimo di 4 fratelli perde presto il padre e viene affidato al collegio dei Martinit, l'orfanotrofio. Garzone, in una fabbrica di coppe e medaglie, decide di iscriversi ai corsi serali dell'Accademia di Brera. Le incisioni metalliche lo appassionano e la fame di farcela lo porta ad Agordo. L'occhialeria nel bellunese è già in fermento, il posto ideale per mettersi alla prova, ripartire da zero. L'epopea di un'impresa diventa quella di un territorio. Luxottica consente alla gente di montagna di rimanere, di farlo con dignità. Tra queste mura nasce il welfare aziendale moderno, il concetto stesso di responsabilità sociale d'impresa. L'attenzione ai giovani è sempre stata dichiarata e praticata nelle sue rare interviste, forse la principale preoccupazione. Questa è la cosa più grave per l'Italia, cioè praticamente quando un giovane non lavora, e secondo me non ha neanche la morale per studiare, cioè non ha più voglia di fare niente, non vede futuro, quindi questa è la situazione peggiore in cui un giovane si possa trovare. Fuori dai cancelli degli stabilimenti veneti di Luxottica, Cencenighe, Sedico, Pederobba prevale la costernazione. Ad Agordo nessuna parola, è di circostanza. Una leggenda, per abbreviare la cosa. Ha cambiato l'identità di Agordo in bene, creando tantissimi posti di lavoro e anche un benessere diffuso. Ci mancherà, ma non solo nella nostra vallata qua, in tutta la provincia. Il papà è il nonno di tutti gli agordini. Abbiamo avuto una grande perdita ed era uno di famiglia. Un'aria abbastanza pesante. Siamo tutti molto rattristati, ovviamente. Non ce l'aspettavamo. È stata fulmine a ciel sereno. Qui rappresentava tutto, ma soprattutto a livello di sentimenti, cioè proprio l'affetto verso di lui. Non era solo una questione è una cosa triste, molto molto triste. Preoccupazione, sgomento, siamo rimasti un po' tutti male. Non ce l'aspettavamo, non era una cosa che nessuno ci aveva detto, insomma, che poteva succedere. Rappresentava tutto, rappresentava Luxottica in tutto e ogni dipendente. Io lavoro da 25 anni qui e
Ciao Leonardo. È il giorno del cordoglio ma anche della preoccupazione. Il cuore di Luxottica resti ad Agordo, dicono tutti. Ad Agordo saranno celebrati i funerali giovedì mattina 30 giugno all'interno del Pala Luxottica. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Nella stessa sede sarà aperta la camera ardente dalla giornata di mercoledì. Ci auguriamo come amministrazione, mi auguro come sindaco, che il cuore comunque rimanga sempre a Agordo, perché Agordo rappresenta Luxottica e quindi sono convinto che Agordo rimarrà comunque sempre un centro importante nella pianificazione e nella programmazione di Luxottica. Nel giorno del grande dolore è il sindaco di Agordo, dove tutto ebbe inizio, a dire quello che in tanti da queste parti pensano e sussurrano. Il cuore di Luxottica, nonostante la grande alleanza con Essilor, deve rimanere qui, al cospetto delle pale di San Lucano e dell'Anier. Vogliamo che quello che lui ha impostato, ci terremo particolarmente che quello che lui ha fatto in tutti questi anni qua rimanga sempre vivo ad Agordo. E alla cittadina bellunese, guarda, lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha portato la comunità di Agordo e il paese intero al centro del mondo dell'innovazione. Le parole del Premier, la sua storia un esempio per tutti, gli fa eco da Bruxelles il commissario Paolo Gentiloni. Lo ricorda come uno degli artefici della riscossa della nostra terra il governatore Luca Zaia. Il Veneto, dice, gli deve molto. Oggi è una giornata triste, scrive il ministro bellunese Federico D'Inca. Di un vuoto enorme parla il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, mentre un grazie arriva dall'associazione Bellunesi nel mondo. C'è poi il mondo dell'impresa. Siamo tutti orfani, senza di lui la storia del bellunese sarebbe stata diversa, afferma Laurent Berton, presidente degli industriali bellunesi. Del vecchio, esempio di visione globale per Leopoldo Destro di Assindustria Veneto Centro. Ha garantito sviluppo, sottolinea dalla Confartigianato bellunese Claudia Scarzanella. Un messaggio preciso parte da CNA. Io mi auguro che chi adesso ha le redini della Luxottica e tutto quello che ci gira intorno riesca a mantenere per il territorio bellunese quell'occhio particolare di attenzione che ha avuto sempre Del Vecchio nella sua storia. Il passaggio è delicatissimo. Del Vecchio era presidente esecutivo di un grande gruppo, metà italiano, metà francese. Per i sindacati va prestata massima attenzione. Dobbiamo capire appunto cosa succederà. Speriamo che rimangano quelle scelte fondamentali che hanno caratterizzato la gestione di Del Vecchio. È importante per noi il fatto che Luxottica insieme con Essilor resta comunque un'impresa italiana dal punto di vista della governance. Ho iniziato a fare il lavoro di sindacalista con lui al tavolo, penso la prima riunione 24 anni fa. Lui era anche una persona dura nelle trattative, ma aveva chiaro il valore del lavoro e dei lavoratori che lavoravano per lui. Per questo lo stimerò per sempre. Quando scompare un padre c'è sempre il disorientamento, saremo in grado, che cosa sarà dopo di noi, però questo padre ha lasciato, credo, fondamenta ben piantate sulla terra e anche una impostazione dell'azienda Luxottica che è molto, molto chiara e molto evidente. Continuiamo con la cronaca. Spari tra le case a Bibione questa mattina verso le 7:03, le persone ferite, un uomo in gravi condizioni all'ospedale di Mestre, un secondo in quello di Portogruaro, una terza persona leggermente ferita. L'aggressore è ricercato, avrebbe fatto fuoco 2 volte in 2 luoghi diversi del paese per motivi al momento ancora sconosciuti. Ben 2 le sparatorie avvenute poco prima delle 7 del mattino a Bibione. 3 in tutto le persone ferite, in modo non grave un 60enne di Latisana, mentre un 30enne di origini albanesi ma con cittadinanza italiana è stato ricoverato in gravi condizioni all'Angelo di Mestre, colpito da un proiettile alla testa. Albanese sui 55 sarebbe anche lo sparatore, al momento in fuga. Il primo fatto di sangue sarebbe avvenuto in fondo a via Pirano, vicino alla sede della Europa Tourist Group, una multiservice che si occupa di turismo e giardinaggio. Vi lavorano 3 delle 4 persone coinvolte nelle sparatorie. Tutta gente che lavora e che conduce una vita abbastanza normale, diciamo pure normale. Ci risulta che ci sia una persona in fuga, non viene ritenuta pericolosa, quindi anche da questo punto di vista mi sentirei di tranquillizzare
i cittadini, insomma tutte le persone che occupano la nostra località in questo periodo. Peraltro mi dicono non essere fatti legati né alla criminalità organizzata neanche a quella comune, è tutta gente, ripeto ancora una volta, che lavora. Quali motivi allora perché l'aggressore, dopo aver sparato in via Pirano, ha ripetuto il suo gesto a meno di 1 chilometro in via Vega ai danni di una terza persona albanese che sta nelle case popolari? La zona è molto abitata, ma nessuno ha sentito nulla fino all'arrivo delle ambulanze. Pare poi che questo terzo ferito non sia un collega degli altri 2. I colpi di pistola hanno lasciato diverse macchie di sangue sul marciapiede. Sconcerto sicuramente perché è un fatto grave. Noi non siamo abituati, insomma, nella nostra qualità a vivere episodi come questo. Ci rassicura il fatto, come ripeto ancora una volta, che non siano legati a fatti di criminalità. Intanto, da stamattina presto, c'è un uomo in fuga da Bibione, forse armato e con le sue tragiche verità. Il Partito Democratico e il centro-sinistra in generale festeggiano la conquista del Comune di Verona, che può aprire le porte ad altre storiche vittorie in ottica amministrative 2023, ma anche guardando alle regionali tra 3 anni. Da oggi mi auguro si inizi a scrivere anche una storia diversa qui in Veneto, anche grazie ai risultati di queste elezioni amministrative. La festa a Verona per la vittoria di Damiano Tommasi è la festa di tutto il centro-sinistra, che esce da questi ballottaggi con la sensazione che l'aria sia davvero cambiata. La perdita del comune di Feltre si fa meno amara con la conquista del capoluogo scaligero, storica roccaforte del centrodestra. Rappresenta per noi davvero un risultato storico di grandissimo rilievo che penso possa aprire una fase nuova a Verona. Perde il centrodestra sicuramente e vince una coalizione civica in cui certo c'è anche il PD, c'è anche un'attrazione forte del centrosinistra, ma Tommasi ha saputo dimostrare di allargare, che è quello che dobbiamo provare a fare anche in Veneto. La vittoria a Verona oltrepassa i confini della città, da qui per Martella si inizia a scrivere un nuovo capitolo per il centrosinistra. La rinascita, la ricostruzione del PD in Veneto parte anche dalle città. Parte dalla capacità di parlare dei temi che riguardano i veneti, di fare delle proposte e naturalmente le prossime scadenze che avremo, a cominciare da quella di Vicenza, le affronteremo con una grande voglia di vincere. Per Giacomo Possamai c'è una sola strada vincente percorsa dal PD. Noi, a differenza del centrodestra, alle amministrative, e non vale solo in Veneto, scegliamo progetti locali, cioè mettiamo insieme le persone che stanno bene insieme, penso alle coalizioni, e facciamo programmi pensati per il territorio. Non ci sono leader nazionali che si trovano ad Arcore, a Roma o dove si devono trovare e scelgono sulla testa dei territori. Perché la vittoria a Verona ha dimostrato che nessuna sfida può essere considerata impossibile, e così si guarda alle prossime amministrative nel 2023. Il centro-sinistra è pronto a giocarsi fino in fondo la sfida del comune di Vicenza, senza dimenticare la partita più complessa di Treviso. E lo sguardo guarda ancora oltre al 2025, alle elezioni regionali. Qualcosa in Veneto si è chiuso. Un ciclo politico mi pare al tramonto. Zaia non sarà più candidato. Quello che è successo anche in queste ultime elezioni dimostra quello che sto dicendo, e quindi è assolutamente necessario per noi e per il centro-sinistra e per le forze civiche, non solo quelle di sinistra ma quelle ambientaliste, quelle anche moderate e liberali, farci trovare pronti con un progetto alternativo. La vittoria di Tommasi a Verona ha aperto una ferita all'interno del centro-destra. La resa dei conti, soprattutto in casa Lega, è iniziata. Mentre Salvini aveva fatto questa scelta di dire dialoghiamo con Tosi, Zaia ha messo un veto pesante, ripeto, soprattutto attraverso Marcato, ma l'ha detto lui stesso, ha appoggiato in maniera esplicita, netta, chiara Federico Sborina, chi ha voluto per il mancato apparentamento, ha fatto del male al centrodestra, ha fatto del male a Fratelli d'Italia, alla Lega e anche a Forza Italia, comunque a tutto il centrodestra, e quindi Sborina, non apparentandosi, non avendo a cuore l'unità del centrodestra, non essendo stato un buon sindaco, perché ripeto 32% al primo turno vuol dire che non sei stato un buon sindaco, ha fatto il suicidio perfetto del centrodestra a Verona. Flavio Tosi, il candidato che avrebbe potuto essere il l'ago della bilancia dei ballottaggi a Verona, sgancia la bomba a metà dello spoglio e fa esplodere un nuovo caso nel centrodestra e probabilmente ancora di più in casa Lega. È proprio Roberto Marcato, chiamato in causa da Tosi, a replicare. Io lo conosco bene e lui ha questo atteggiamento di cercare sempre le cause e le colpe in qualcuno, in qualcosa
che non sia lui. Sta di fatto che noi siamo arrivati divisi, questo è il tema. Anche l'ex sindaco Sboarina non crede che un apparentamento Contosi avrebbe potuto cambiare l'esito del voto. Io rispetto al primo turno ho preso circa 8.000, insomma, a memoria 8.000 voti in più. Non c'è la prova contraria, ma probabilmente ne avrei presi molti meno, perché per chi conosce le dinamiche di questa città in questi 5 anni, in questa campagna elettorale, l'elettorato che mi ha votato il primo turno, tanti non sarebbero tornati a votare. Dunque sembra ormai arrivato il momento del confronto che si preannuncia quanto mai infuocato all'interno del centrodestra. Se invece adesso ci lecchiamo le ferite dicendo che va tutto bene o dandoci delle pacche sulle spalle, se noi non prendiamo atto di quello che è successo e non reagiamo come siamo in grado di fare, noi rischiamo di perdere anche la regione. E ancora più tesa sembra essere la situazione tutta interna alla Lega, dove, ammette Gian Antonio Darè, la resa dei conti è già iniziata. Verona farà scuola e soprattutto farà anche riflettere su tante cose, anche all'interno del nostro partito sicuramente. Una riflessione va fatta profonda, il malessere c'è, lo abbiamo manifestato in varie misure. Vorrei ricordare che dopo ogni campagna amministrativa ci troviamo sempre con dei vincitori e degli sconfitti, però è pur vero che da qui a pensare che ogni elezione sia una regola per parlare di politica, di successo o insuccesso del centrodestra piuttosto che del centrosinistra mi sembra abbastanza fuori luogo. È il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto pronto ad un confronto tra gli alleati anche Fratelli d'Italia con Enoch Soranzo, che se ribadisce l'importanza di un centrodestra unito alle prossime elezioni, dall'altra si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Sicuramente puntare il dito sarebbe facile, però è anche vero che i padovani hanno atteso la decisione di Verona e quindi stasera noi ci troviamo che abbiamo atteso che si sciogliessero i nodi a Verona per portare avanti una candidatura a Padova e ci troviamo a aver perso sia Padova che Verona. Ed ora la festa a Verona del neo sindaco Damiano Tommasi. Per la città è tempo di voltare pagina e dimostrare che c'è un'altra Verona, ha detto il nuovo primo cittadino. La lunga notte del neo sindaco di Verona Damiano Tommasi è iniziata poco prima della mezzanotte, quando sezione dopo sezione il distacco dall'avversario Sboarina si è fatto sempre più consistente, fino al risultato finale, a quel 53,4% contro il 46,6% dell'avversario e quei 6.388 voti di differenza che hanno segnato per Verona un nuovo inizio. C'è un'altra Verona che ha alzato la voce e che mi auguro si renda protagonista dei prossimi anni. Verona è tante cose, l'abbiamo sempre detto, l'ho sempre pensato, sono tornato a vivere a Verona consapevole che all'esterno esce un'immagine di Verona che non è quella reale. Per Verona è girare pagina, è dimostrare innanzitutto che si può fare politica in un modo diverso, si può fare politica senza rispondere alle provocazioni, agli attacchi personali, si può fare politica parlando di futuro, di progetti, coinvolgendo le persone e dall'altra parte dobbiamo essere anche orgogliosi perché Verona è tante cose e non è solo quella che purtroppo superficialmente spesso viene raccontata. Una vittoria devastante, così Tommasi ha descritto la storica giornata di ieri. Emotivamente tante persone aspettavano questo momento da tanto tempo, personalmente abbiamo lavorato per riuscire a raccontare una città in un modo diverso, ce l'abbiamo fatta, la gente ci ha premiato, ma soprattutto credo che abbiamo fatto accadere qualcosa che nei prossimi anni potrà cambiare Verona. Tosi ha già dichiarato che è pronto a fare opposizione ma a dialogare. Io credo che le città in generale abbiano bisogno di partecipazione e di coinvolgere tutti in un progetto unitario, poi le posizioni politiche sicuramente vanno tenute, ma credo che tanti dei progetti che abbiamo e tante delle idee che ci sono per Verona sono trasversali a tutti e credo che tutti vogliano il bene di Verona. Tra i primi a chiamare il neosindaco per complimentarsi con lui proprio Federico Sboarina, ma il cellulare di Tommasi ha continuato a squillare per tutta la sera.
Scusate, mio papà. Adesso Damiano Tommasi risponde alla telefonata del papà che starà facendo. Tommasi risponde alla telefonata del padre. Grazie. La festa del nuovo primo cittadino del capoluogo scaligero, iniziata nella sua sede elettorale, è proseguita poi in centro a Verona, in piazza Bra, raggiunta a piedi in un lungo corteo. È stata l'occasione per ringraziare chi lo ha sostenuto, lavorando anche dietro le quinte. E credo che questo risultato sia di tante persone. Io ho fatto solo da capofila, ma non sarei qua se non ci fosse l'entusiasmo, se non ci fosse in tanti l'idea che Verona possa essere diversa. E la cronaca ha paura nel parco ragazzi del 99 a Bassano, dove è crollata la copertura del palco del concerto di Elisa, ferite 2 persone. Ore 13 o giù di lì nel parco ragazzi del 99 di Bassano, improvvisamente l'aria è squassata da un rumore fortissimo. Subito dopo le urla, le richieste di aiuto, scatta la macchina dei soccorsi, è crollato il tetto del palco del concerto di Elisa e il preludio di una doppia giornata di festa rischia di trasformarsi in tragedia. Sono ancora in via di definizione le cause del crollo della struttura allestita nel polmone verde bassanese per il concerto di apertura del tour nazionale della cantante Elisa e per la 2 giorni di musica organizzata a ridosso del grande evento. Chi era in zona ha raccontato di aver sentito un fortissimo boato e subito dopo le urla dei feriti. Un gran boato perché stavamo mangiando in giardino, abito qui di fronte, e le grida di aiuto del ragazzo e siamo subito accorsi qui per vedere, e chiamato 118 per vedere se c'era bisogno di un aiuto anche materiale, nel senso che io sono infermiera. Però ci hanno subito allontanato giustamente perché c'era pericolo di nuovi crolli e poi sono arrivati subito i sanitari nel giro di pochi minuti. 2 persone che stavano lavorando nell'area sono rimaste ferite. Pare che uno dei 2 operatori sia stato parzialmente travolto dal crollo della struttura metallica. È stato comunque subito estratto e sottoposto alle prime cure dai presenti. Poi sono accorsi nel parco cittadino i sanitari del SUEM che l'hanno preso in consegna. Le condizioni dei 2 feriti non sarebbero gravi. L'area è stata immediatamente transennata e subito dopo la partenza dell'ambulanza per il San Bassiano sono iniziate le verifiche su quanto è accaduto nella struttura. Nel parco, poi chiuso con ordinanza municipale, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Bassano, oltre al personale dello Spisal e della Questura. Sono state raccolte le informazioni da chi stava lavorando nel cantiere del grande spettacolo per capire la dinamica di un crollo che poteva trasformarsi in tragedia. Pochi minuti prima che la copertura collassasse c'erano infatti molte persone che lavoravano sul palco, salvate letteralmente dalla pausa pranzo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica riferita allo scenario per temporali forti per tutti i bacini idrografici del Veneto, valido dalle 14 di domani alle 9 di dopodomani, mercoledì 29 giugno. L'avviso è stato emesso sulla base delle previsioni meteo che indicano tra il pomeriggio di domani e le prime ore di mercoledì una nuova fase di instabilità con temporali sparsi. Sono possibili fenomeni intensi, forti rovesci, forti raffiche, grandinate e consistenti quantitativi di pioggia, soprattutto nelle zone montane e pedemontane. Premiato questa mattina in comune a Treviso il 28enne che ha salvato la bimba caduta dal balcone afferrandola al volo. Chiunque avrebbe fatto come me, l'importante è che lei stia bene, ha detto emozionato il 28enne. Il premio consegnato dalle mani del sindaco di Treviso Mario Conte, poi l'abbraccio tra il giovane e la madre della bimba di 4 anni, ancora emozionata, che ha detto tra le lacrime: lui per me è un angelo. Il servizio di questa storia a lieto fine nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 a Treviso. E prima di chiudere vi ricordo la nostra trasmissione, non perdetela, Ring. Questa sera gli ospiti: Alessandro Manera della Lega, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, l'onorevole Diego Zardini, Partito Democratico, Davide Rossi, editorialista dell'Arena, e Sergio Giordani, sindaco di Padova. Questa è la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.
Bentrovati al meteo. Anticiclone più debole, transiterà un sistema temporalesco su parte del nostro territorio che riuscirà a minare la stabilità atmosferica. Ecco il dettaglio di martedì 28 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino con cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio più nubi e via via più instabile. Ma quali saranno le zone più a rischio di precipitazioni? Vediamo la grafica. Inizialmente avremo qualche rovescio su Bellunese, Veronese e Vicentino, i settori più ad ovest, quinti. Entro sera i fenomeni potrebbero estendersi un po' a tutta la nostra regione. Ma attenzione perché localmente potranno essere anche di forte intensità e con grandine a causa dell'intensa calura preesistente e il contrasto con aria più fredda dall'Atlantico. Non scomparirà l'afa, avremo temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 21 e 22 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino cielo sereno, dal pomeriggio possibili temporali sui monti, col passare delle ore anche altrove. Temperature minime tra 20 e 27 gradi, massime sui 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una maggiore variabilità con acquazzoni piuttosto diffusi, soprattutto nel pomeriggio e durante la serata. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.